Un bel dolcino ci vuole oggi, una cosa semplice e veloce ma troppo saporito, quindi lo dobbiamo fare con un buon caffè, ci sta. Queste sono delle semplicissime mandorle al forno con cioccolata sopra, ci potete mettere quello che preferite. Le andiamo a preparare? Andiamo. Per questo dolce veloce ci occorrono le mandorle, queste qua pelate e fatte a fettine, miele, un cucchiaio di miele, un uovo intero. Io ci metto un po' di strega, ma ci potete aggiungere qualsiasi tipo di liquore, se non vi piace non ce lo mettete proprio, non succede niente. Aggiungo vaniglia, vanillina, vaniglia bourbon, come preferite. A me sta arrivando della vaniglia particolare, ne sto aspettando con tanta entusiasmo, perché quando mi arrivano le cose per la cucina, ve lo sapete, io sono felice come una bambina. Comunque ci mettiamo in chiacchiere e ci diamo una bella mescolata, così iniziamo ad accendere il forno 180 gradi statico, se lo volete mettere ventilato 160 gradi. Poi prendiamo una teglia, va bene di qualsiasi forma, ci mettete carta da forno, io ci metto questo tappetino che vi ho fatto vedere, mi trovo benissimo, così non consumiamo sempre carta da forno. Il tutto viene così, vedete? E ci diamo sempre la forma che noi vogliamo, a sentimento. Voi lo mettete qua e poi che vi piace, più rotondo lo fate rotondo, vi piace quadrato, a stelline, stella cometa, come preferite. Ecco qua. Qua è rimasto un po' di miele, vedete che non ha collaborato. E vabbè, io ti faccio collaborare qua, non ci creiamo proprio il problema. Ecco qua, io diciamo che l'ho fatto rotondo. Io in forno e torno subito, ma voi non vi muovete che torno subito. C'è un profumino a casa, è da provare, 15 minuti ed è pronta e la lasciamo raffreddare. Eccola qua, la facciamo raffreddare. A questo punto voi scegliete del cioccolato fondente, cioccolato al latte, lo mettete qua. Io ci metto una crema spalmabile. Questa qua l'ho consumata io ieri e oggi. Non so se è una cosa grave questa, ma per questa cosa dobbiamo aprire una rubrica a parte. Io ci metto un po' di Nutella al centro. Eccola pronta, provatela.